prima recita in casa è sempre quella più importante, non bisogna mai steccare se si vuole fare il primo passo verso un grande obiettivo. Amici di Sportisili, buon pomeriggio da Francesco Cammucca qui dal Pala Don Bosco di Palermo per la sfida tra Jato e Bisacquino. Jato-Bisacquino, mettetevi comodi amici di Sportisili per seguire questo incontro. A breve alla lettura di tutte le formazioni, ma intanto subito pericolosissimo lo Jato con il primo tentativo proprio di Moncada. Lo Jato completa tenuta blu con diverse tonalità tra maglia e calzoncini. Attenzione Restivo, conclusione alta sopra la traversa, altro tentativo in maniera strenua sul tentativo di Moncada, poi palla recuperata da Restivo che carica il destro, viene ribattuta, ancora Restivo, intravaglia, cercato da Moncada, ancora si chiude la difesa bianca e azzurra. Intravaglia col tacco a cercare Restivo, Geluso se la trascina fuori, poi Vintaloro, calcio di rigore, fallo un po' ingenuo di Vintaloro. C'è il fischio, parte Moncada che calcia alle stelle. Allora da fondo Vintaloro, la palla giocata in avanti con la pressione vincente di Lorenzo, intravaglia, torna dal suo numero 10, Vintaloro, era Moncada, pallone giocato in avanti per Restivo, tutto largo a sinistra, poi converge, cerca il tocco, non lo trova per Prestigiacomo che è appena entrato in campo, occhio qui alla ripartenza, la Sala davanti a Perdichizzi che si oppone. C'è il fischio, Cottone con lo schema, Restivo dentro! E la rete di Mimmo Prestigiacomo, eccolo il primo gol della sua nuova avventura con la maglia dello Jato, 1-0 per la formazione di casa. Terminato il minuto di sospensione c'è la punizione che verrà battuta da Fuschi, uno schema Fuschi per Restivo, salvataggio! E Restivo non riesce a ribadirla in porta, occasionissima ancora per lo Jato, doppia con Campisi e con il solito Rossi davanti a Vintaloro. Rossi, calcia Rossi, palla fuori, non di molto, il tentativo del numero 5. Comito gioca corto su Fuschi, uno schema per Restivo! E arriva finalmente il gol di Restivo, 2-0 per lo Jato, lo ha cercato, l'ha voluto a tutti i costi e alla fine il 2-0 lo ha trovato. Scappare di mano la partita alla squadra di Fascianella per Fuschi, ancora Restivo, si iniziano a divertire in casa Jato. Fuschi qui col cioccolatino da far scartare ancora una volta a Vincenzo Restivo, prova ad accelerare per Restivo, scarica su Fuschi, scambiano i due, Restivo ancora per Geluso, Geluso guarda la porta, poi guarda dentro dove c'è Restivo, chiusura e poi Vintaloro per Restivo. Fuschi fermato senza fallo e allora attenzione perché siamo dall'altra parte, Campisi, conclusione sul fondo e dunque c'è la punizione con il tocco per Gianmario Fuschi, è il gol del 4-0, il gol del capitano, ex capitano del Real Termini, è il gol di uno dei giocatori più attesi in questa nuova spedizione dello Jato che vola sul 4-0. Moncada accelera, viene fermato, poi Restivo alimenta per Intravaglia, ancora Restivo, palla allargata per Di Lorenzo sul secondo palo, Intravaglia, lo ha visto Di Lorenzo e allora Intravaglia con l'esultanza, col 5-0 adesso dilaga lo Jato. Una giocata adesso per lo Jato col servizio dentro, Intravaglia, 6-0, ancora mani all'orecchio, questa volta in ginocchio, ma cambia ancora il parziale, altra doppietta qua al Pala Don Bosco, la firma il capitano Salvo Intravaglia, si è già rimesso in marcia Corrado, palla per la Sala che prova la sterzata, riesce a spezzare il raddoppio, la Sala per Picchizzi, bravissimo, poi la palla recuperata da Intravaglia col fallo. Cottone va via, accelera Cottone, poi la palla servita per Intravaglia, Di Lorenzo non riesce a metterla dentro, trovato Cottone,
Qui la giocata in tanti velocità di Di Fisco, servizio largo ancora Di Fisco, non riesce nel tap-in. La giocata lungolinea di Campisi, esce per Di Chizzi ancora, la palla che va fuori, altro rischio. La russa fermato da uno splendido intervento in ripiegamento di Fuschi, Cottone per Comito, per Fuschi che dribbla, Vintaloro e calcio di rigore per il Bisacquino, consapevole anche Vintaloro di aver commesso fallo. Uso dal dischetto contro Vintaloro, fischia l'arbitro, parte Geluso, la palla entra in maniera beffarda e arriva il gol numero 7 del numero 7 per lo Iato. 6 minuti da giocare, evidentemente vuole provare qualcosa Isgro, con la palla dentro, Fuschi fermato, ancora Fuschi, ancora ribattuta e palla che poi viene toccata per ultimo da Cottone nonostante le proteste. Allora ha cercato di avventurarsi ma è stato costretto ad andare via. Intanto attenzione perché il quinto uomo lo hanno fatto e colpisce il palo restivo. Campisi, lungolina, pallone che rimane lì, la Sala calcia, la respinta di Giangrande, poi pallone che rimane lì, Prestigiacomo, la porta è vuota, la cerca Prestigiacomo, non la trova però, è spinta poi la Sala, il tiro, blocca Giangrande che poi cerca di calciare verso la porta, il tiro è buono! Giangrande! Da porta a porta, il gol dell'8-0, c'è gloria anche per il numero 1 dello Iato. E l'arbitro pone anche fine alla partita, stravince lo Iato 8-0 contro il Bisacquino. Buona anche la seconda per la squadra guidata da mister Gianluca Isgro.